24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. L'aumento alla pompa dei carburanti ha portato nelle casse dello Stato 2,33 miliardi di euro di maggiore IVA e 1,7 miliardi di maggiore accise dal gennaio 2008 a oggi. Lo rileva uno studio della CGA di Mestre. Per il segretario dell'Associazione Artigiani Mestrina Giuseppe Bortolussi si tratta di un tesoretto che il governo dovrebbe far ritornare agli automobilisti. Negli ultimi 4 anni stimiamo che l'erario italiano, rileva Bortolussi, abbia incassato un extragettito di 4 miliardi di euro. Dall'analisi tra gennaio 2008 e la metà di marzo di quest'anno, l'aumento dei prezzi alla pompa dei carburanti ha portato nelle casse dello Stato un importo pari a 2,33 miliardi di maggiore IVA e 1,7 miliardi di euro di maggiore accise. CGA ricorda che il prezzo del gasolio per autotrazione è passato da poco più di 1,145 euro al litro alle attuali 1,723 euro al litro. L'aumento registrato è stato pari al più 50,5%. I giovani e le giovani famiglie vanno sostenute con i fatti. Gli under 35 siano esentati dal pagamento dell'IMU per 10 anni dall'acquisto della prima casa. Sarebbe una dimostrazione concreta di vicinanza ad una gioventù che ha oggi parecchi motivi di non essere ottimista e contribuirebbe a sostenere un mercato immobiliare asfittico. È quanto ha chiesto formalmente l'assessore alla tutela del consumatore del Veneto Franco Manzato con una lettera al Presidente del Consiglio Mario Monti, al quale ha sottolineato come sia necessario sostenere i nostri giovani per cercare di costruire più solide basi per il futuro. La ripresa non può che vederli protagonisti o rischia di essere solo un sussulto momentaneo, ha sostenuto Manzato. I 3 principali concorrenti per il voto delle amministrative di maggio che rinnoverà il Consiglio Comunale sono ormai definiti. L'attuale sindaco Flavio Tosi viene sfidato da Michele Bertucco, candidato del centro-sinistra, e da Luigi Castelletti, ex presidente di Fiera Zai e sostenuto da FLI, UDC e PDL. Guardando alcuni sondaggi che circolano in questi giorni, Tosi è in vantaggio con un 45%, seguito da Bertucco al 34% e Castelletti al 25%. Ci si domanda se Tosi vinca il primo turno e riesca così ad evitare il ballottaggio. Se dovesse riuscirci, la partita è chiusa, altrimenti si tornerà al voto dopo 15 giorni e Tosi dovrà scontrarsi con il vincente della sfida tra Bertucco e Castelletti. Come detto, l'attuale sindaco Tosi oggigiorno viene accreditato di consenso tra il 44 e il 49%, al di sotto però del 50,1% che lo vedrebbe vincitore al primo turno. Questi comunque sono i dati di partenza, ora non rimane altro che aspettare e vedere chi avrà più fiato. Massimo Bitonci sbarca a Padova e sparglia le carte nell'intero centrodestra. L'elezione del sindaco di Cittadella, in scadenza nella scena politica padovana, ha avuto l'effetto di un sasso in una piccionaia. Da capire ora come reagirà il centrodestra alle intenzioni ormai non più di tanto velate di Bitonci, che vuole correre per diventare sindaco di Padova. La nostra intenzione è quella di correre da soli. Penso che in tutti questi anni non abbiamo mai avuto l'opportunità. Adesso invece il gruppo si sta organizzando, siamo pronti a guidare la città, non nascondiamo e quindi non ci tiriamo assolutamente indietro, ci sarà un confronto penso serrato già dalle prossime settimane. Certo è che io sento una città che ha voglia di cambiare e quando la gente ha voglia di cambiare penso a un certo punto non guarda più in faccia a nessuno. Nozze d'argento tra Fiera di Padova e Antiquaria, la mostra mercato di antiquariato che quest'anno giunge alla sua 25esima edizione. Dopo il grande successo raggiunto l'anno scorso, la rassegna del 2012 propone un restyling innovativo che punta all'open space con le particolarità di nuovi corner, isole di sosta e concept store per le opere esposte. La manifestazione, che aprirà al pubblico dal 17 al 25 marzo, ospiterà più di 70 tra galleristi ed espositori di altissimo livello provenienti da tutta Italia, con l'esposizione di opere mozzafiato. Io la mia galleria è specializzata in scultura
e porterò un nuovo ritrovamento, una scultura enorme, circa 3 metri, di Annibale Delotto, è uno scultore veneto dell'Ottocento, che presenterò Il Dannato, una scultura credo per la prima volta presentata, perché lui presentò il bozzetto in occasione dell'apertura del traforo del Sempione nel 1903-1904 a Milano, e ora ho ritrovato l'opera finita e la presenterò a Padova per la prima volta. Monte Paschi, becco e bastonato. 10 anni fa era un gioiello, la terza banca italiana. Poi arrivò il diluvio con l'acquisto della Banca del Salento e della 121, piena di debiti e titoli tossici. E infine Antonveneta, pagata 20 volte i suoi ricavi. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.